Padania! Padania! I 50.000 di Pontida non hanno nascosto le velleità mai sopite di secessione, gridandolo in coro all'arrivo di Bossi sul palco, proprio quel palco che nel 96 aveva assistito alla dichiarazione di indipendenza della Padania. Ieri i militanti hanno gridato che quegli ideali non sono superati e ora più che mai il partito dovrebbe andare per la propria strada, superando anche le alleanze con Berlusconi. Tutti i militanti vorrebbero puntare al 51%, non dover più negoziare nulla con nessuno, questo lo vorrebbe qualsiasi persona, penso sia nell'indole umana. Ora però Bossi ha chiesto a Berlusconi il raggiungimento di 12 obiettivi in materia di sicurezza e federalismo, traguardi che tutti potranno valutare autonomamente, annuncia Zaia. Anch'io sono militante, e noi militanti solleviamo il problema dei risultati. Quando si solleva il problema dei risultati, si ha una risposta come quella di Pontida che a me sembra lungimirante. In 6 mesi ognuno di noi avrà modo di verificare se si è fatto oppure no. Gli alleati intanto puntano il dito contro il tentativo di spostare i ministeri da Roma alla Lombardia, ma nonostante questo plaudono allo sforzo fatto per rilanciare l'azione di governo. Le dichiarazioni di Bossi sono state più rivolte, come sempre avviene a Pontida, alla propria base, ma tra le righe si capisce perfettamente che si tratta, come dire, di uno sforzo che lui fa per cercare di convincere i più riottosi della sua base che evidentemente la strada intrapresa è la strada più giusta. Nelle fila dell'opposizione invece il PD sottolinea che quello di Bossi è stato un discorso privo di contenuti e dell'atteso ultimatum che gli stessi militanti si aspettavano. Non ha detto niente, ha preso tempo, probabilmente si è capito benissimo che in questa fase la Lega e il PDL non vogliono le elezioni perché hanno paura di perdere, però il Paese va governato, è preoccupante questo attendismo anche della Lega e questa irresponsabilità.